Buongiorno ragazzi, oggi inizia la quinta giornata ed ultima del nostro On the Road Chiapas Magico. Decima tappa San Cristóbal de las Casas. Questo è l'Arco del Carmen, che era un ex convento di suore di clausura, e questo era considerato anche la porta dell'entrata per la città di San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas è stata considerata la seconda capitale del Chiapas durante la conquista spagnola. Guardate che bello questo touribus. Questo è il templo di San Francisco de Assisi, praticamente il tempio di San Francesco d'Assisi. Questo è il parco di Fra Bartolomeo de las Casas. Molto carino. Quella è la sua statua. Tutto bello curato. Questa è la chiesa di San Cristobalito, guardate che camminata si dovrebbe fare per salire. Andiamo a vedere questa calle, questa via tutta bella colorata, guardate che bello lo stile di San Cristobal. Una bella camminata qua. Stiamo camminando nell'andador turistico di San Cristóbal de las Casas, come vedete è molto colorato, a me piace un sacco. Stiamo andando verso la piazza principale. Siamo al Parque 31 de Marzo, il parco 31 di marzo, chiamato così per la data della fondazione della città. Invece in questo punto troviamo la Cattedrale de San Cristóbal de las Casas, che adesso andremo anche a vedere, e questo invece era l'antico municipio, che adesso invece è diventato il museo di San Cristóbal. Ci sono ciappulines, che sono tipo dei grilli, come vedete sono degli insetti, non so come chiamarli. Vediamo Andrea che riproverà. Io dopo 6 anni non ce l'ho mai fatta a provarli, quindi proprio vai, dimmi com'è. Vai. Com'è? Salva fritto con limone e chile in polvo. Di cosa sa? Più o meno. Non so descriverlo, però vediamo solo salato. Siamo nella Plaza de la Paz, la Piazza della Pace, e questa è la Cattedrale de San Cristóbal de las Casas. E San Domenica, come vedete, ci sono alcuni stand di prodotti locali, e ci sono anche persone con il vestito tipico, come vedete, e anche dalla parte di qua con la lana di pecora. Siamo entrati nel mercato di San Cristóbal de las Casas, che io adoro tanto, come vedete tutte cose fatte a mano da loro. Che bello. È tutto artigianato locale. Fine ragazzi, non ho resistito, sono entrato e ho comprato un po' di roba. Guardate che spettacolo. Ho comprato questo regalino per mia mamma e adesso la signora mi sta preparando la mia nuova collana. Ragazzi, guardate che spettacolo la mia nuova collana. Mi hanno messo quella vecchia dentro, me l'hanno proprio fatta personalizzata. Che bello, sono felice. Per acquisto ragazzi ho comprato queste magliette super tipiche, ho preso una nera così e l'altra verde. Siamo ancora sull'andador turistico di San Cristóbal de las Casas, siamo al caffè IC, secondo me il caffè più buono del Chiapas. Qui acquisteremo appunto il caffè, hanno tantissime miscele diverse, come vedete, e praticamente ce lo preparano al momento, ce lo imbustano al momento. Siamo arrivati all'aeroporto, purtroppo l'avventura è finita. Grazie mille Manuel per tutto. Ragazzi, si torna? Si torna purtroppo. Gracias, gracias de corazón. Un gusto. Gracias.